Manca davvero poco alla riapertura di un'importante struttura per la città, il Teatro San Francesco. Come vi state organizzando appunto per la 2 giorni di inaugurazione e come verrà gestita la struttura? Dopo diversi mesi di lavoro effettuata dai volontari favaresi e dai ragazzi della tenda di Abramo, siamo quasi alla fine. Stanno pulendo il teatro, giorno 8 venerdì inizieremo alle 20:30 con la benedizione a cura del ministro provinciale Fra Alberto Marangolo e poi il concerto con l'Orchestra Filarmonica di Antonio Cusumano, dove ci saranno all'incirca 50 maestri di conservatorio, maestri che vengono da diverse città limitrofe e del coro di Deborah Randazzo. Presenterà Giuseppe Moscato e poi giorno 9 daremo un po' spazio alla solidarietà, così come nel nostro stile. Faremo uno spettacolo canoro coinvolgendo tutte le scuole di canto e con l'associazione Ad Maiora si promuove una raccolta fondi per un parco giochi per i bambini diversamente abili in città. Come sarà gestito? Questo dovremo vedere un po' con il ministro provinciale e con la Onlus Frate Gabriele Allegra, che è la Onlus della nostra provincia religiosa. L'intenzione chiara è quella di non dare il teatro a nessuna associazione per evitare discriminazioni e per evitare ciò che già abbiamo sperimentato in questi ultimi anni. È una gestione legata semplicemente ai frati che amano la città e che ridaranno questo tempio della cultura e dell'arte che, come ho scritto di recente, illumina le menti, lo ridaremo ai favaresi, a tutti coloro che ne vorranno usufruire. Quindi appuntamento 8 e 9 luglio. 8 e 9 luglio alle 20:30, le 2 serate che vedranno appunto la riapertura di questo frutto e dono della provvidenza. La riapertura del teatro è anche beneficenza. Sì, giorno 9 la serata inaugurale sarà dedicata appunto alla beneficenza, ci sarà una raccolta fondi destinata alla realizzazione di un parco gioco inclusivo, cioè di un parco gioco accessibile anche ai bambini e ai ragazzi diversamente abili. L'associazione Addi Maiora Ollus si è fatta promotrice di questa iniziativa, vuole porre, come dire, una prima pietra verso un progetto destinato ad essere, ad essere ampliato e che deve e può essere condiviso da tutti, così come stanno facendo già le associazioni che si rivolgono alla disabilità, appunto condiviso da tutti coloro i quali vogliono che il gioco sia un diritto per tutti anche a Favara. Quindi vi aspettiamo numerosi giorno 8 e giorno 9 alle ore 20:30 presso la sala congressuale del Teatro San Francesco. Avete già pensato dove installare appunto il parco giochi? Allora, le giostre che verranno comprate saranno, come dire, date e devolute al comune, sarà il comune che se ne occuperà e poi insomma vedremo anche di concordare una zona. È chiaro che un parco giochi necessita di uno spazio ampio e più possibile accessibile, quindi insomma vedremo un po' di concordare, di definire insieme, anche se lo vorranno, una zona idonea.